Allora, buonasera a tutti. Ringrazio tutti quelli che hanno sottoscritto la richiesta di questo Consiglio Comunale aperto, perché visto l'interesse generale e del problema abbastanza serio, stasera stiamo discutendo di quelle che sono le cose vere che devono interessare un'amministrazione. E ahimè, l'apprezzamento va, anzi no ahimè, sono soddisfatto di dire questo, perché contento di dire questo, perché l'apprezzamento va al sindaco Francesco Evoli, perché ha dimostrato una grande maturità nell'intervento che ha detto. E ha detto una cosa importante, dove l'istruzione è la priorità. Negli interventi dell'amministrazione effettivamente non ho riscontrato questo. Penso che l'istruzione non sia una delle priorità di questa amministrazione, perché i ritardi sono addebitabili a inadempienze, non dico incapacità, inadempienze, e se non fosse stato perché stasera si sta celebrando questo Consiglio Comunale aperto, questa delibera che è stata fatta la numero 22 il 26 febbraio, 2 giorni dopo della conferenza dei capigruppo, probabilmente non era, come dire, al lato operatorio. E neanche le fantasiose il fantasioso intervento del sindaco, questa probabilità di tutti questi soldi che devono arrivare a Lentini. Vedete, ci sono tanti credo, non c'è certezza, probabilmente vediamo. Bene, basterebbe chiamare il dirigente dell'ANAS che ha stabilito, come dire, le misure compensative per quanto riguarda i comuni di Francofonte, per favore. Basterebbe chiamare il dirigente dell'ANAS, quello il quale ha stabilito le misure compensative per i comuni di Francofonte, Gallentini e Lentini, dove ricade, come dire, il passaggio dell'autostrada e quindi i territori di competenza, e sarebbe, come dire, molto chiaro nel dire i tempi che riguardano. Bene, io vorrei entrare adesso nel merito della discussione. In realtà avete detto tutto voi, siete stati come dire, attenti, precisi, puntuali, avete richiamato delibere fatte a luglio del 2023, una delibera altrettanto importante, quella fatta sia a luglio del 2023 che ad agosto 2023, che svincolava l'avanzo e che erano le misure, come dire, vincolate di quella cifra di 100.000 euro che già era a disposizione dell'amministrazione. Apprezzabile, come dire, il fatto che l'assessore Vasta, che è l'assessore ai lavori pubblici, non un semplice consigliere comunale, vice sindaco, si scusava per il ritardo. Però voglio dire, le scuse lasciano il tempo che trovano, perché le difficoltà che oggi stiamo evidenziando qui questa sera potevano essere di meno, molto meno, se si fosse intervenuto in tempi necessari e in tempi urgenti. Noi non capiamo, l'abbiamo sempre chiesto all'amministrazione i motivi di quel ritardo, non ci è stata data mai risposta, e come avete ascoltato dall'intervento del sindaco non vi ha dato nessuna risposta, perché gli atti deliberativi erano pronti per dare seguito a quell'intervento. A settembre del 2023 quella giunta, che aveva capacità, competenza ed è stata votata anche dai cittadini lentinesi, non era più in carica, e quindi da quel momento in poi non abbiamo saputo perché tutto quanto si è bloccato. Io questa richiesta l'ho rivolta anche al dirigente, perché il sindaco è abituato, come dire, a scaricare responsabilità che sono sue su altre persone, su assessori, su dirigenti, ma lui è sindaco in carica già dall'ottobre 2021, quindi, come dire, tutto il percorso lo conosce benissimo fino ad oggi. Quindi che cosa devo aggiungere a quello che voi avete detto stasera? Io credo che stasera si cercava, come dire, una attestazione di fatti reali, di date concrete. In quella delibera che ho citato poco fa, del 26 febbraio 2025, io non vedo un impegno di spesa. Chiedo al sindaco se
l'avanzo vincolato è stata fatta una delibera, perché di solito, almeno delle mie reminiscenze, ecco, so che una volta approvato il bilancio si deve fare poi una delibera successiva entro il 31 dicembre per svincolare l'avanzo vincolato. Ora io aspetto una risposta e aspetto pure quando inizieranno questi lavori concretamente con l'impegno di spesa e quando si consegnerà. C'è da aggiungere un'altra cosa. Scusate, devo un sorso d'acqua. C'è da aggiungere un'altra cosa. Sapete tutti che l'affitto dei containers è fino ad aprile 2025. Ora mi pare 30 aprile 2025. 30 aprile 2025. Ok, tutto il mese di aprile, chiamiamolo così. Ecco. Ora, la data di aprile, del 30 aprile 2025, non è la data di chiusura della scuola. Poco fa è stato detto che ci vogliono 60 giorni dall'inizio della consegna di questi interventi, che poi sono parziali interventi. Poco fa lo diceva la dirigente, che giustamente i conti che c'è a fare. E a questo proposito vorrei aggiungere, noi abbiamo a che fare con un sindaco che, quando c'è stata la necessità di intervenire su quello che riguardava soppressione, accorpamento di istituti, non ho mosso un dito. Io sarei andato a incatenarmi a provveditorato e poi vediamo come hanno fatto sindaci di altri comuni, dove sono riusciti nell'intento di difendere la propria comunità e garantendo il diritto all'istruzione. Questo non è stato fatto. Allora, quello che io voglio dire su questa fase dell'affitto dei containers, lei avrà la responsabilità, perché io lo denuncerò alla Corte dei Conti appena spenderà un solo euro per la proroga dell'affitto, perché è tutta sua responsabilità se il comune deve uscire altri soldi, perché è una sua inadempienza. Appena ci sarà la proroga per l'affitto dei containers, io lo denuncerò alla Corte dei Conti, e lo sto dicendo qua stasera, e lo faremo. Avete visto? Allora, no. Consigliere Greco, perdono. Allora, se ripristiniamo le condizioni di serenità, il consigliere Greco è intervenuto e c'era un religioso silenzio. Se consentiamo al consigliere Greco di concludere, io ve ne sarei grato. Prego, consigliere. Perché era superato il tempo, quindi posso aggiungere. Allora, intanto bisogna dire che questi interventi, se fossero stati fatti nei tempi dovuti, il comune adesso non era esposto all'esborso di queste somme, e queste somme potevano essere destinate per individuare quella cifra e quindi fare dei lavori non parziali ma totali. Intanto, la seconda cosa, quando noi parliamo di interventi economici finanziari, quelli che sono esposti, poi è il Consiglio Comunale che deve provvedere, come dire, a sostenere questa volontà, che è politica e non solo politica, perché incide nelle tasse si deve dare conto per noi. Ci siamo? L'ultima cosa che intendevo dire per il momento in questo mio intervento: vedete, quando si fanno di queste azioni, la politica è sempre responsabile, perché la politica decide e la politica deve stabilire quali sono le priorità. Secondo noi, secondo me, secondo tutti quanti, si stabiliscono le priorità, e questo del diritto allo studio, quello di dare una sicurezza, quello di dare come dire, delle aule che stiano accogliendo, una scuola che sia efficiente e tutto quanto, per far sì che le lezioni si svolgano nel miglior modo possibile, credo che sia un'esigenza che va perseguita e va data nel più breve tempo possibile, per non creare proprio quelle che sono queste agitazioni, e così come stasera ci sono altre problematiche. Quindi
poco fa si diceva anche l'intervento del prefetto. Bene, sindaco, lei domani mattina, sindaco, lei domani mattina è stato chiamato in prefettura. Bene, domani mattina poi esporre al prefetto anche questo problema. Sarà fatto. Sì, e lo deve fare, perché questo è uno dei problemi importanti tra tutte le criticità, perché stanno creando forte tensione in città. Grazie. Grazie consigliere.